Oggi parliamo di otoematoma, siamo sempre nella clinica VetLife di Cosenza insieme al dottor Giovanni Amendola. Intanto bentornato. Allora, che cos'è l'otoematoma e come si presenta? Allora, l'otoematoma è una raccolta ematica all'interno delle cartilagini del padiglione auricolare. Si presenta solitamente, anzi sempre, sulla faccia concava del padiglione stesso e riconosce delle cause predisponenti, tutte le forme di otite, quindi tutte le forme che generano un fastidio, per cui il cane, il paziente, scuote la testa, si gratta e questo determina una rottura dei capillari che irrorano la cartilagine auricolare, capillari che derivano dall'arteria auricolare. Ciò causa la rottura di tali capillari e un gemizio continuo di sangue all'interno dello spessore della cartilagine. La conseguenza è uno sfaldamento, uno scompaginamento delle cartilagini e l'accumulo stesso del liquido ematico. L'orecchio dunque si presenta gonfio, arrossato? Gonfio, arrossato, e diciamo che è una situazione che tende ad evolvere e aumentando sempre di più perché si devono in realtà instaurare delle condizioni pressorie, nel senso che fin quando il liquido contenuto all'interno dell'otoematoma non va a bilanciare, a equiparare la pressione del sangue, delle arterie, dei capillari arteriosi, si ha questo continuo gemizio. Poi diciamo che si può intervenire sotto diversi punti di vista, si potrebbe tentare un approccio medico che però in genere non dà buoni risultati. Come si fa? O facendo una puntura dell'ematoma, quindi si inserisce un ago, si aspira, si possono inoculare delle sostanze che favoriscono la coagulazione, si può procedere adottando dei drenaggi utili a favorire il deflusso del sangue raccolto, si può anche pensare di applicare dei bandaggi compressivi. La soluzione migliore solitamente è chirurgica, quindi incisione del padiglione auricolare lungo la faccia concava, dall'apice della pinna auricolare fino alla base, svuotamento del contenuto ematico, curettage, quindi asportazione di eventuali coaguli e poi si sutura. Con una sutura particolare a punti nodosi staccati, in realtà si applica una doppia sutura su entrambi i margini della ferita chirurgica. D'altronde poi si può anche pensare di applicare un ulteriore drenaggio per favorire la guarigione. Importante è poi comunque mantenere il collare elisabettiano al paziente in modo da evitare continui traumatismi dell'orecchio. Che conseguenze può dare un otoematoma trascurato? L'otoematoma trascurato comporta sicuramente una organizzazione della raccolta ematica. In genere si hanno delle deformazioni del padiglione auricolare con accartocciamento dell'orecchio, quindi più che altro una situazione estetica non bella, ma sicuramente non situazioni gravi per la vita del paziente. Però l'animale soffre. Soffre, certo, cioè di base va trattato perché comunque trattiamo la patologia di base, come ho detto all'inizio, è sicuramente una forma infiammatoria di natura batterica, parassitaria, traumatica o quant'altro. Come sempre dunque bisogna garantire una buona qualità di vita ai nostri amici a quattro zampe, quindi anche in caso di otoematoma bisogna intervenire. Grazie davvero al dottor Giovanni Amendola, ci vediamo alla prossima, arrivederci.